È stato un ultimo lungo abbraccio silenzioso a Diana Canevarolo, quello che il compagno Vincenzo e il figlio Nicolò hanno riservato alla salma all'interno della bara al termine del funerale celebrato a Torre di Quartesolo. Il bianco è stato il colore scelto per fiori e abbigliamento di molti dei familiari, in particolare quelli provenienti da Vò, il comune di nascita e provenienza di Diana. Un solo mazzo di rose rosse è stato posato sulla bara. Una persona semplice e generosa, Diana, una donna dal carattere ambivalente e estroverso, ma con la necessità di coltivare riservatezza, ha ricordato il celebrante durante l'omelia. Oltre 200 persone nella chiesa dei santi Gervasio e Protasio hanno voluto dirle addio. Particolarmente toccante uno degli ultimi momenti della cerimonia, quando il figlio Nicolò e la cognata dei fratelli della donna si sono seduti sui gradini dell'altare accanto alla salma per esprimere il loro affetto e dolore. Come è possibile tra 7 miliardi di persone avere proprio la mamma perfetta? Ciao sorellina cara, ci manchi davvero tanto, ci mancano le nostre chiacchierate al telefono, le tue battute, le tue risate, ma anche i tuoi rimproveri. Ci hai lasciato un vuoto incolmabile, sarà davvero dura vivere senza di te. È stato anche l'unico momento in cui è stata espressa la rabbia e l'angoscia per le modalità non del tutto chiarite della morte di Diana, la convinzione non si sia trattato di una tragica fatalità. Chi ti ha strappato la vita così giovane, siamo certi che la pagherà, e anche cara. Hai sofferto tanto durante la tua vita, ma ora sappiamo che sei libera e felice, vicino a mamma e papà, che si prendono cura di te nel regno dei cieli. Il messaggio commovente del portavoce degli amici è stato più volte interrotto dagli applausi. Diana era una ragazza semplice, di poche parole, quasi introversa, ma capace di una sensibilità immensa. Non aveva bisogno di parlare molto, bastava uno sguardo, un gesto, una presenza silenziosa. Ciao Diana, rimarrai per sempre nei nostri cuori.